Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman Napoletano. In questo video andremo a parlare della partita tra Cagliari e Sassuolo. Giocata a Cagliari, al momento sta giocando la Lazio, sta facendo Pisa-Lazio. Pisa che sta ripartendo dalla propria metà campo. Però vabbè, chiudiamo la parentesi Lazio. Ehm, chiudiamo parentesi Lazio. Intanto la Lazio, cioè ha fatto, cioè la Lazio sta giocando sotto la pioggia. Pisa sta piovendo in questo momento. Amici pisani, fatemi sapere se sta piovendo forte oppure no. Però vabbè, partita che secondo me è stata equilibrata, se possiamo dire, fino al 44esimo, quindi più o meno fino alla fine del primo tempo. Um, Poi il Sassuolo inizia a sbloccarsi, Pisa che sta attaccando bello forte. Però vabbè, Sassuolo che vuole vincere il più possibile, come possiamo vedere da questa partita. Infatti al 54esimo avviene il primo gol di Laurentini e poi al 65esimo avviene il secondo gol di Pinamonti. Tra l'altro fece entrambi al Fantacalcio, quindi c'ho anche chi ha segnato del Cagliari, che mo vi dico, al 73esimo, Sebastiano Esposito. Sto giocando, diciamo, con un attacco a 3, dopo i tanti infortuni, tra di, dopo i tanti infortuni che sono avuti e che mi hanno colpito, essendo un fantallenatore, quindi ho deciso di mettere Laurente Pinamonti e Sebastiano Esposito. Diciamo Laurente e Pinamonti, se diciamo non ho nessun infortunio, non li metto solo Laurente, non metto Laurente e Pinamonti. Però secondo me, secondo me è meglio mettere anche solo Pinamonti nelle partite magari come appunto come il Cagliari che possono, può segnare, può fare uno o due gol. La stessa cosa vale per Laurentini, che a prescindere dal fantacalcio, Laurentini, secondo me, il tempo, una giornata, datevi tempo alla prossima giornata, quindi dalla 11ª giornata dategli tempo e vedrete che inizierà a sfondare, cioè dalla 11ª sfonderà proprio il campionato, vi inizierà a segnare una valanga di gol. Secondo me 11, 12, 13 gol, non voglio esagerare, ci arriverà a fine stagione. Più o meno la stessa cosa Pinamonti che farà 9 gol, 9-10 gol, quindi la doppia cifra la raggiungerà. E poi del Sebastiano Esposito segna al 73esimo minuto. Intanto Pizza che ha appena sbagliato un tiro, dopo un rinvio sbagliato, ma molto sbagliato di Provedello. Questo tiro che poteva essere semplicemente gol, un gol assicurato, però il giocatore del Pisa ha deciso di sbagliare, non so perché, però vabbè. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, nel post partita di Pisa Lazio. E non so se far uscire la prima live reaction, cioè farò un video lungo dove parlerò, dove vedremo insieme Pisa Lazio. Non so se farlo uscire, è tutta una sorpresa, però vabbè. Ciao, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!